Il futuro deve parlare con una sola lingua, trasporto pubblico sostenibile, quindi anche su rotaia, diamo la possibilità di raggiungere i territori anche balneari ai cittadini e alle cittadine senza creare nuove infrastrutture che generano traffico, inquinamento e costi per la collettività. Questa è una petizione che ha raccolto migliaia di firme di cittadine e cittadini perché si vuole un'alternativa vera e non la classica soluzione del cemento e di ulteriore asfalto sul nostro territorio, che non è una soluzione perché le code e il congestionamento del traffico ci sarà sempre, per cui la soluzione che noi proponiamo con questa petizione e anche con una proposta che ho depositato in Consiglio regionale per fare in modo appunto che le petizioni possano essere viste, considerate obbligatoriamente dal Consiglio regionale. Dopodiché la nostra soluzione è quella di mettere prima mano alla viabilità secondaria locale e poi eventualmente pensare ad altro, chiaramente una soluzione meno impattante di quella a cui si fa riferimento con questa nuova autostrada del mare. La criticità maggiore per il territorio di Treviso è il pagamento del pedaggio. La maggioranza dei nostri comuni della provincia non è interessato fisicamente dal tracciato, però come cittadini che hanno vicino la spiaggia di Jesolo, la più vicina per lo svago ma anche per il lavoro stagionale, il pagamento di un pedaggio ci preoccupa moltissimo. La strada Treviso Mare attuale è una strada pubblica, già pagata con le nostre tasse, i lavoratori la percorrono tranquillamente e attuandosi l'autostrada Treviso la Via del Mare, cosa succederà ai pedaggi di questi lavoratori? Dovranno lavorare per pagare il pedaggio? L'altra è comunque la preoccupazione di cosa succederà nei paesi non interessati direttamente dal tracciato, ma che in passato, prima della costruzione della Treviso Mare, vedevano un traffico diretto a Jesolo comunque importante. Si tornerà a come era prima della costruzione dell'attuale Treviso Mare? E sono tutti preoccupati i cittadini di quei posti. Circa 2000 firme raccolte per una petizione che chiede sostanzialmente cosa? Chiede innanzitutto di fermare quest'opera che a nostro avviso è un'opera inutile e che non risolve sicuramente il problema delle code di Jesolo, che in alcune giornate ci saranno ugualmente. A nostro avviso va prima terminata e messa in funzione, sottolineo terminata e messa in funzione, non progettata, la viabilità interna, la viabilità locale, dopodiché molto probabilmente ci si accorgerà che l'autostrada non è più necessaria, anche perché la nostra è una visione completamente contraria a quella che è la visione attuale di chi vuole appunto attuare quest'opera. Chi vuole attuare quest'opera pensa a portare sempre più veicoli nei centri, la nostra visione è cerchiamo di togliere sempre più veicoli dai centri con una viabilità alternativa.